Presidente Zaia, qual è la risposta della Regione di fronte alle preoccupazioni del tessuto produttivo veneto, di fronte alla situazione che si è venuta a creare con la crisi del sistema bancario? Beh, direi di tempestività e di operatività, questo è stato riconosciuto da tutti. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato di alcune misure, nel giro di qualche giorno raccogliamo ulteriori spunti e contributi da parte delle associazioni presenti e poi usciamo con un piano. Ovviamente non sarà risolutore di tutto questo piano, ma sarà comunque un piano innovativo. Su quali punti potrebbe vertere questo piano? Aiuti alle famiglie da un lato per quanto riguarda le famiglie, soprattutto il tema della difesa legale, ma anche di altre partite che presenteremo bene. Dall'altro invece quello che ci interessa dire per le imprese, fondi di accesso al credito, fondi di garanzia e molto altro ancora. Si è parlato anche dell'uso del fondo antiusura, vogliamo parlare specificatamente anche di questo? Beh, possiamo anticipare qualcosa, c'è un fondo antiusura a livello nazionale e possiamo pensare che molte imprese in difficoltà debbano essere aiutate onde evitare che magari finiscano nel giro dell'usura e quindi vada a finire ancora peggio. Quindi direi che i danni che le due banche hanno portato all'interno delle imprese debbono essere tamponati e noi dobbiamo cercare di aiutare i nostri imprenditori. Sotto questo punto di vista, come può la Regione aiutare per l'accesso a questo fondo? Ma ci sono delle difficoltà burocratiche per accedere al fondo nazionale, sostanzialmente tolgono l'ombrello quando c'è pioggia e glielo danno quando c'è il sole. Noi facciamo in modo che queste imprese siano garantite quantomeno dalla finanziaria regionale, quindi Veneto Sviluppo, e possano accedere a questo fondo onde evitare che finiscano sul mercato, che non è un mercato sicuramente legale. Altro ruolo che potrebbe avere Veneto Sviluppo? Beh, di coordinatore di tutte queste attività, del fatto che la nostra finanziaria regionale ha risorse per intervenire, non risolviamo il problema al 100%, ma sicuramente per tamponare e dare una mano a chi è in difficoltà sì. Dal mondo dei sindacati veneti del sistema bancario, in particolare di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, c'è sempre una certa riottosità di fronte all'ipotesi di fusione delle due popolari venete. Lei rimane sempre fermo nella sua idea di una unica grande banca veneta? Resto di questa idea, devo anche dire che la proprietà oggi di queste due banche ci dice o facciamo la fusione o spezzettiamo le banche o le vendiamo. Quindi vuol dire che comunque accadrà qualcosa. Valutiamo l'opportunità di poter mantenere occupazione e avere un punto di riferimento regionale come banca. La nostra preoccupazione è la preoccupazione dei sindacati, i posti di lavoro, però è altrettanto vero che con gli spezzettamenti e con le vendite nessuno ci dà garanzia di quei posti di lavoro.